Mario Ressi potrebbe uscire dal carcere. L'uomo di San Biagio Platani, condannato all'ergastolo per uno dei più efferati delitti della storia criminale del nostro paese, l'omicidio del piccolo Tommaso Nofri, 18 mesi appena, è il colpevole anche di avere stuprato una ragazza del suo paese. Potrebbe presto iniziare ad uscire di prigione per lavorare all'esterno. La concessione dei permessi non è stata ancora confermata, ma è proprio questa la strada che Alessi si appresta a percorrere. Ha già eseguito un corso da fabbro e uno da giardiniere in carcere. Stupefatti ed indignati i genitori del piccolo Tommy. Dure le parole della madre Paola Pellinghelli. Ha stuprato una povera ragazza e ha ucciso il mio bambino. La prossima volta, se tornerà libero, che cosa farà? Quell'uomo fuori dal carcere può fare solo del male. È ancora un uomo pericoloso, sottolinea con amarezza. Rimango stupefatta, uno diventa delinquente, violento, uccide, poi frequenta un corso e lo mettono fuori. Trovo anche incredibile che gli venga dato un lavoro, quando ci sono tante persone che non ne hanno. Per me è una cosa schifosa, è come se uccidessero per la seconda volta il mio Tommy. E alle dure parole di una madre, a cui ricordiamo è stato ucciso un figlio, seguono le dichiarazioni del difensore di Mario Lessi, l'avvocato Laura Ferraboschi, secondo cui si tratta di un naturale processo di riabilitazione in carcere, consentito dalla legge. Era il 2 marzo del 2006 quando Tommaso Nofri veniva rapito dal caldo della sua casa e portato in un bosco. Per giorni venne cercato, anche Maria Lessi, che stava effettuando dei lavori nella casa degli Onofri, partecipò attivamente alle ricerche, anche con pubblici annunci in TV. I bambini sono come degli angeli, non vanno toccati, diceva. Poi la svolta, il 1° aprile, il corpicino di Tommy venne rinvenuto nel bosco. Fu Alessi ad ucciderlo a colpi di badile in testa e a seppellirlo la notte stessa del rapimento. Per il delitto ci sono altre persone in carcere, la compagna di Alessia Antonella Conserva, condannata in via definitiva a 24 anni di carcere, e Salvatore Raimondi, condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato.